Ben ritrovati in questa seconda parte di Radar, una seconda parte che consacriamo ad uno dei temi più discussi, più dibattuti anche dalla politica in questo periodo. Si parla di cittadinanza, di gestione consapevole dei flussi migratori, con particolare riferimento agli accordi tra Italia e Albania, che però, come sappiamo, sono andati incontro a delle complessità, a degli ostacoli che non tutti forse potevano prevedere. E ne parliamo in compagnia di un giornalista, anche sociologo, che in merito soprattutto al tema della cittadinanza, dello ius soli, ha scritto molto e in maniera molto attenta. Marco Orioles, a cui do il benvenuto. Ciao Marco, grazie per essere in nostra compagnia. Ciao, grazie a voi per l'invito. Dunque, partirei proprio dalle diverse concezioni che stanno emergendo anche dal dibattito politico in riferimento alla cittadinanza, al conferimento della cittadinanza. C'è chi si contrappone nettamente anche all'interno dell'arco parlamentare, tanto allo ius soli quanto allo ius scholae. C'è chi invece, come dire, tende a ravvisare nello ius scholae un procedimento che possa dare più enfasi al tema della cultura, dei valori che vengono trasmessi, della lingua, di ciò insomma che viene insegnato come discrimine per capire se dover assegnare la cittadinanza o meno. A tuo giudizio, quale valutazione potremmo dare, ecco, del modo in cui a livello politico, parlamentare, ma anche televisivo si sta dibattendo su questo argomento che è molto importante? Allora, diciamo anzitutto che il tema della riforma della legge sulla cittadinanza, che è una legge che possiamo definire desueta perché va incontro alle esigenze soprattutto degli italiani, degli italiani dei migranti di seconda, terza generazione che riscoprono le radici e poi, chiedono la cittadinanza e non pensa invece all'altro fenomeno emerso dopo l'approvazione dell'ultima riforma, ossia le migrazioni internazionali. È un dibattito che è stato riaperto quest'estate dalla fuga in avanti, definiamola così, di Forza Italia, dalla proposta in particolare del vice premier Tajani di appunto cambiare la normativa introducendo quello che è stato definito ius scholae, però è da almeno una quindicina d'anni che la battaglia per venire incontro a quello che viene ritenuto da studiosi, osservatori, attivisti, un diritto di una categoria particolare di persone che sono le famose seconde generazioni di immigrati, quindi è un tema antico e richiede, come dire, una spiegazione sociologica. Noi abbiamo i famosi nuovi italiani. Chi sono? Sono 1 milione circa di ragazzini o nati in Italia o arrivati molto presto. Grazie per aver citato, i miei studi. Io ho scritto 2 saggi, perché uno non bastava per affrontare il tema dell'identità di questi ragazzi. Ripeto, o nati in Italia da genitori stranieri o arrivati qui molto piccoli o piccoli e quindi in età scolare. Ecco, vedo questo è il primo libro che ho scritto qualche anno fa. La sociologia ci ha insegnato, specialmente gli studi arrivati da oltreoceano, replicati in Europa, ci insegnano che i processi cosiddetti di assimilazione, ossia di acquisizione spontanea di che cosa? Della lingua italiana, dei costumi, degli stili di vita, delle idee, dei valori, delle tradizioni, è molto sviluppato tra questi ragazzi, nonostante abbiano geneticamente, o etnicamente dei profili diversi. Quindi sono italiani a tutti gli effetti perché appunto assorbono l'italianità, ma perché? Ma si spiega semplicemente basta ritornare, noi stessi alla nostra esperienza di scolari, di bambini, trovarsi tutto il giorno immersi in un ambiente scolastico, in mezzo a pari italiani, dove si parla solo la lingua di Dante, dove si studiano i fondamenti della cultura italiana, dove si fa educazione civica, crea cittadinanza. È la scuola una fucina di italianità quotidiana, peraltro sottovalutata perché appunto quasi lasciata senza strumenti nel
affrontare questo tema enorme della creazione dei nuovi italiani, fenomeno che invece avviene comunque spontaneamente. E quindi noi di fatto abbiamo un bacino di italiani senza esserlo dal punto di vista giuridico che chiede giustizia, e le battaglie in questo senso si fanno già da una quindicina d'anni. E credo tra l'altro che sia molto importante, Marco, fare una distinzione, come tu giustamente hai fatto, anche tra diverse generazioni. Penso per esempio a quello che ormai quasi un decennio fa è accaduto in Francia, a quell'esplosione terrificante di violenza che ha determinato decine e decine di morti a Parigi e non solo. I responsabili di quegli attentati terroristici di matrice islamista, quindi assolutamente contraria a ogni forma di conciliazione con la cultura europea e con la democrazia, ebbene erano coloro che hanno effettuato questi attentati erano tutti appartenenti alle generazioni più recenti. Non abbiamo noi assistito ad un appartenente alla prima generazione, per esempio, di migranti, non so, ad esempio algerini arrivati in Francia, che hanno compiuto questi atti efferati. E io credo che questo possa essere anche un po' controintuitivo e difficile da far passare a livello comunicativo, perché uno potrebbe pensare che una volta finito, diciamo nel caso adesso della Francia, finita la parentesi colonialista, si integrano gli appartenenti alla prima generazione di coloro che arrivano, e poi si può dar per scontato che tutto ciò che viene dopo non può che seguire quasi per default, per inerzia. Se abbiamo integrato coloro che sono arrivati prima e quelli che nascono qui o che arrivano qui dopo, anche se molto giovani, dovrebbe essere molto facile, quasi un gioco da ragazzi, inserirli correttamente nel tessuto sociale della Francia, dell'Italia, della Germania o della nazione che sia. È molto controintuitivo invece che le cose non stanno affatto così. Ti ringrazio di aver introdotto questo spunto delle bandiere che spiega il motivo per cui ho dovuto scrivere non 1 ma 2 libri sul tema delle seconde generazioni. Ora, noi sappiamo, hai citato giustamente, le seconde generazioni di fede islamica che in molti casi, in moltissimi casi, io, ricordo l'esperienza neanche tanto, vecchia, ma risalente a qualche anno fa, la stagione funesta, dell'ascesa dell'ISIS, movimento organizzazione terroristica ferocissima, che contava, nella sua roccaforte siro-irachena di decine di migliaia di combattenti volontari che sono emigrati anche dall'Europa spontaneamente per aderire a un progetto sanguinario e combattere per il califfo contro tutti i valori in cui l'Occidente si riconosce. Ricordiamo, l'Occidente fu scioccato dalle immagini macabre delle decapitazioni eseguite addirittura da ragazzi britannici incappucciati, di cui poi l'intelligence scoprì l'identità. Ricordo in particolare uno che fu soprannominato Jihadi John, che era cresciuto a Londra, parlava con accento londinese ed era incappucciato con un coltello e ha decapitato un ostaggio occidentale in Siria e in Iraq. Partito da Londra, nonostante fosse cresciuto addirittura in scuole neanche tanto decadenti di Londra, a 18 anni scopre l'Islam radicale, si converte a una causa sanguinaria e va a compiere barbarie. Allora questo chiaramente è un controargomento rispetto a quello che abbiamo discusso nella prima parte di questa nostra conversazione, ossia il fatto che le seconde generazioni assorbono la cultura locale e si naturalizzano. In realtà, nei miei studi io ho, ecco, lo stiamo vedendo, ho sottolineato chiaramente che il processo di integrazione può portare a esiti differenti a seconda di una serie di variabili molto complessi. C'è il processo, diciamo, felice, fortunato, in cui avviene l'integrazione e la persona viene inclusa e assimila la cultura locale, diciamo, si italianizza, ma ci sono anche coloro i quali sviluppano, ci sono altre due categorie, coloro i quali sviluppano una doppia appartenenza, ossia una fedeltà sia nei confronti della cultura di origine
la cultura dei genitori, quindi ci si sente magari un po' arabi e un po' italiani e con situazioni a volte di conflitto, a volte di felice convivenza e di ibridazione, con capacità di innovazioni straordinarie anche in termini culturali, artistici. E poi abbiamo invece fenomeno molto più grave, che sono le identità oppositive, ossia quelle che si sviluppano proprio in contrapposizione agli stimoli della cultura locale. C'è il fenomeno del cosiddetto rigetto, ossia io rifiuto il mondo circostante, non mi identifico nei miei coetanei, nella società che è intorno a me e mi rifugio in un'identità spesso inventata che richiama le mie radici. Questo spiega un altro fenomeno apparentemente inspiegabile che avviene soprattutto in paesi come la Francia, ma anche la Germania, ossia le ragazzine di fede islamica che mentre le madri si svelavano, queste riscoprono l'hijab e si velano e nascono i conflitti all'interno della famiglia. Io ho letto un libro molto bello 20 anni fa, scritto da una madre ehm, emigrata da un paese islamico, dice: "Io sono fuggita da una situazione in cui i miei diritti erano oppressi, mi sono ritrovato nella libertà europea, faccio una figlia e scopro che aspira, anela a perdere le libertà che io ho conquistato emigrando". Quindi è sicuramente una situazione paradossale, però e chiudo, ricordiamo, non dobbiamo limitare all'Islam l'immigrazione. L'Islam rappresenta gli immigrati musulmani rappresentano una fetta ben precisa dell'universo migratorio. Noi abbiamo latinoamericani, asiatici, africani, europei dell'est. Ricordiamo che la prima nazionalità degli immigrati in Italia è la Romania, quindi cioè, Sì. l'equazione Islam-immigrazione non regge. Assolutamente, sbagliato, come dire, fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono delle, come giustamente hai ricordato, delle precise fasce anagrafiche che tra l'altro contribuiscono a rendere questo discorso quanto mai complesso, sfaccettato. Insomma, è molto difficile risolvere, no, il tema migratorio dicendo un sì o un no. Ci sono semplicemente moltissime riflessioni molto difficili che vanno sviluppate in modo corretto e con onestà intellettuale. E questo crea, per così dire, il ponte per passare a parlare di un altro argomento importantissimo. Insomma, praticamente tutte le testate giornalistiche italiane stanno ricorsivamente tornando su questo presunto conflitto tra una parte almeno dell'esecutivo e una parte della magistratura per quanto riguarda la decisione della sezione del Tribunale di Roma dedicata proprio ai fenomeni migratori, che ha di fatto annullato il trasferimento di alcuni migranti dall'Italia ai centri albanesi nati dall'accordo tra l'esecutivo nostrano e quello albanese. Allora, anche qui ci sarebbe veramente molto, molto da dire, ci sarebbe da riflettere sia sulle leggi italiane, sia ovviamente sulle deliberazioni della Corte europea, sul diritto internazionale. Ti chiedo, a tuo giudizio, l'impostazione di questo discorso, così come viene trattata sia a livello mediatico sia a livello politico, è un'impostazione che fatica ad allontanarsi da un discorso meramente ideologico, che fatica a focalizzare i problemi, i movimenti, i fatti concreti per quello che sono. Ma il problema è, ovviamente ideologico, nel senso che qui siamo di fronte a un esecutivo che ha delle idee molto precise sull'immigrazione, in particolare su quella irregolare, e che ha fatto delle promesse precise al proprio elettorato nel momento in cui ha chiesto il voto. Il voto l'ha ottenuto, il governo ovviamente ha tutto il diritto di mettere in pratica le proprie proposte agli elettori. Il problema è che dai desideri alla realtà ci sono di mezzo varie sfumature, tra cui il diritto. Ecco, il protocollo Italia-Albania, anzi la cosiddetta procedura accelerata che è stata che diciamo che è il frutto di vari provvedimenti presi dal governo a partire dal decreto Cutro, che prevede che i migranti, salvati dalla Guardia Costiera, dai militari in acque internazionali vengano fatti oggetto di procedure accelerate di identificazione con il trasferimento in questi centri delocalizzati in Albania, costruiti con un ingente investimento su cui c'è una vivace polemica,
non ha retto all'urto di che cosa? Del diritto europeo, perché come è stato sottolineato da tutti i media e come tu hai ricordato, il Tribunale di Roma non ha convalidato quelle procedure nei confronti dei 16, poi diventati 12 migranti trasferiti nel primo caso appunto di qualcuno la chiama deportazione, è una parola forse un po' così connotata, però comunque di trasferimento extraterritoriale di migranti salvati in mare, si è scontrata con un pronunciamento della Corte di giustizia UE, che proprio il 4 ottobre ha dichiarato che i due paesi da cui provenivano i 12 migranti trattenuti dalle nostre autorità, cioè l'Egitto e il Bangladesh, non possono essere considerati paesi sicuri. Ecco, noi sappiamo che il governo ha cercato di porre rimedio emanando adesso un decreto dopo il Consiglio dei Ministri di lunedì scorso, con cui ha inserito invece 19 paesi nella lista di quelli sicuri e con cui crede di aver superato io dico illusoriamente il problema, perché io credo che alla seconda tornata, quando si ripresenterà il caso, di nuovo avremo la concreta possibilità che un giudice, appellandosi al diritto europeo, dica che no, il pronunciamento italiano sulla sicurezza di paesi come l'Egitto, dove accadono cose terribili, a parte il jihadismo, ma c'è un regime che è molto severo nei confronti degli oppositori, decine di migliaia di dissidenti in carcere, il Bangladesh dove ci sono minoranze in pericolo. Ecco, considerare sicuri questi paesi è qualcosa che su cui la Corte di giustizia europea ha detto una parola che dal punto di vista ordinamentale ha maggiore rilevanza rispetto a quel che dice il diritto italiano. E quindi diciamo siamo di fronte a un cortocircuito. Chiaramente io credo che questa non andrà molto avanti questo esperimento, nonostante l'interesse che abbia riscosso a livello europeo, perché Sì. ricordiamo che Giorgia Meloni non è isolata, cioè non stiamo parlando di una fascista che sbuca dal nulla che dice deportiamo gli immigrati, appunto. E qui c'è mezzo partito popolare europeo che si dice a favore del Sì. progetto italiano e che è guardato con interesse e attenzione, per esempio, dal governo britannico, che ha fatto qualcosa del genere e si è trovato di fronte alle stesse difficoltà col caso del tentativo di trattenere i migranti in Ruanda, che è stato bocciato anche lì Sì. dalla Corte Costituzionale. Tra l'altro anche, ecco, governi diciamo di matrice ideologica non assimilabile alla destra o al centrodestra, penso per esempio al caso, danese, stanno assumendo dei provvedimenti di cui si sta parlando molto. Però ecco, questi, conflitti, questi disaccordi, questi ostacoli, come tu giustamente dicevi, tra il promettere e l'attuare, passano oceani per restare appunto in tema, altro che Mar Mediterraneo. Tutto ciò, queste difficoltà che nella pratica si riscontrano nella gestione del fenomeno, stanno iniziando a diffondere la consapevolezza anche all'interno delle istituzioni che la risoluzione, se di risoluzione si può parlare, ai problemi che i flussi migratori determinano, deve essere, non può essere diciamo atomistica come soluzione, deve comunque nascere da un confronto schietto, attento e accurato di tutte le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea. Ecco, questa consapevolezza, a tuo giudizio, nei vari esecutivi delle nazioni europee o nel caso dell'Inghilterra ex europee, sta prendendo piede? Ma io sottolineerei, la parola razionale, ossia ci deve essere razionalità nel gestire un fenomeno che ha, natura strutturale, cioè non è che, si è attivato così, nasce da radici ben precise che sono l'economia globale, la divisione internazionale del lavoro, la mobilità che non è più quella di una volta, oggi viaggiare è facile, attraversare i confini è facile, cioè migrare oggi è un'esperienza comune a una percentuale non irrilevante dell'umanità. Cambiare stato, andare alla ricerca di una nuova patria per migliorare la propria condizione personale e familiare. Il problema è regolamentare gli ingressi e fare in modo che i canali di ingresso irregolari, insomma, siano se non inesistenti, almeno marginali.
Ecco, il governo contesta appunto il fatto che noi abbiamo 2 rotte, quella del Mediterraneo centrale e un po' meno adesso quella balcanica, dove a frotte i migranti entrano sul territorio italiano e quindi europeo in modo irregolare, saltando tutte le procedure. Ecco, però ecco, c'è anche da dire questo, per questo sottolineavo la parola razionale. Ora, fermare il mare col cucchiaino è un po' difficile, ecco, tu puoi, mettere in piedi, meccanismi complessi, però, ecco, quando hai una marea umana che si muove in cerca, di salvezza, un po' ecco devi trovare le formule giuste. Ma dicevo razionale perché un'altra notizia che non è passata inosservata, nel mentre discutevamo dei 16 migranti che si sono fatti il viaggetto dalla Sicilia all'Albania e sono tornati in Puglia, un'altra notizia che non è passata inosservata, dicevo, è il calo della natalità in Italia. Cioè siamo passati da che l'Italia 20 anni fa faceva più di 500.000 figli, produceva le donne italiane, sfornavano 500.000 babies, oltre 500.000 babies all'anno, adesso siamo scesi attorno alle 350.000. Cioè stiamo parlando di buchi che si creano non solo nella società, con inevitabili ripercussioni, per esempio sul sistema scolastico, scuole Certo. che chiudono, Sul sistema ma anche pensionistico, poi nel mercato del lavoro. Ora, se certo. noi vogliamo mantenere in piedi un sistema economico e produttivo, non sto pensando solo alle forme di lavoro più basse, più umili, la raccolta dei pomodori, ma la manifattura, cioè ciò di cui noi ci vantiamo. Io, ho fatto studi 25 anni fa, dove io mi confrontavo con gli imprenditori del mio territorio qua nel nord-est che mi dicevano: "Io quando assumo un immigrato, lo vedo lavorare lo vedo lavorare, il giorno dopo gli chiedo: "Ma tu non hai qui un cugino, un fratello, un cognato che assumo anche loro?" Cioè qui c'è un conflitto tra le parole della politica che, demonizzano l'immigrazione presentandone un'immagine negativa, partendo da episodi, di cronaca che, purtroppo, non è che non esistono, ma non possono rappresentare l'intero universo, e dall'altro le esigenze di un sistema economico che è alle prese con il flagello della denatalità, del declino demografico dell'Italia e dell'Europa e dell'Occidente intero. Cioè, di fronte a un'Italia che si restringe dal punto di vista del suo capitale umano, della sua popolazione, e hai l'opportunità di rimpinguare, di attingere a un serbatoio di non solo manodopera, ma di persone che vogliono collaborare alla crescita dell'Italia, questo mi fa pensare che si debbano trovare soluzioni appunto più sistematiche e meno improntate al timore di vedere l'invasione di orde di migranti alle nostre coste. E tra l'altro il tema, sì, del gelo, dell'inverno demografico è ulteriormente peggiorato anche dal continuo costante esodo di giovani più o meno qualificati che, vanno Anche altrove quello, dall'Italia alla ricerca di una propria realizzazione. Questo anche sarà un tema che molto presto tornerò ad affrontare qui su Radar. Io, ringrazio Marco Orioles, non abbiamo più tempo, ma è stata una conversazione molto, spero, accurata e dettagliata. Certo, ci sarebbe molto altro da dire, la tematica in questione è pressoché sconfinata e comunque ti ringrazio di cuore, Marco, spero di ritrovarti molto presto. Grazie e buona serata a tutti. E quindi siamo pronti a questo punto per salutarci. È giunto a termine il tempo a nostra disposizione. È stata una puntata veramente molto, molto ricca. Io ringrazio tutti voi che siete rimasti all'ascolto, che ci avete seguiti fino alla fine. Vi auguro una buona serata.